Angelina Bratovic, la signora dell'intervista da cui lei ha preso spunto per questo libro, narra le vicende che appartengono alla sua vita, alla sua storia, non colpevolizzando nessuno per come sono andate le cose. Secondo lei la storia è veramente insegnante di vita o a volte dimentichiamo proprio questo aspetto? Ci sono delle affermazioni di principio che poi non ne teniamo conto. Una di queste è che la storia è maestra di vita, però quando noi consideriamo che proprio sui banchi di scuola non si studia la vera storia, è perché la storia la fanno i vincitori. In questo caso la signora, dopo 85 anni, naturalmente ha 85 anni di età, ha voluto finalmente dare un segnale forte, anche se non è diplomata, non è laureata, ha semplicemente la quinta elementare, ma è di una cultura eccezionale che forse molti laureati non hanno. Ha voluto sottolineare questo fatto, che la storia è quella che è se affrontata o narrata in maniera non con animo, preconcetto, oppure ma in una maniera così, in una maniera più oggettiva possibile. Lei si è sforzata di fare questo e anch'io naturalmente ho cercato di mantenere questa linea in modo tale che ognuno che legge possa serenamente sapere i fatti quali sono stati, indipendentemente da chi li ha commessi.